Amici di SpawnRiver.biz, SpawnRiver.biz Channel, appassionati di galoppo sardo, ben ritrovati alla terza puntata di Analisi e Pronostici, la rubrica che tratta appunto il tema delle corse in Sardegna, quindi l'analisi delle prove messe a confronto, gli anglo-arabo, il puro sangue arabo, il puro sangue inglese e poi come sempre uno sguardo oltremare per vedere ciò che succede a Firenze e a Folloni, che in questo periodo che sono campi dove vedono protagonisti gli anglo-arabo, e poi l'analisi e i pronostici di domani pomeriggio all'ippodromo di Chirivani per la quinta giornata della riunione primaverile. Partiamo subito però con la rubrica faccia a faccia e iniziamo col primo contributo, che è quello che vede a confronto Twilight Eclipse e Not To You. La prima e la seconda corsa di venerdì 7 maggio a Chirivani, entrambe sui 1200 metri, entrambe per puro sangue inglese. Alla vostra sinistra Twilight Eclipse nei 4 anni d'oltre e alla vostra destra Not To You nei cavalli di 3 anni. La vittoria è stata interessante, quella di Twilight Eclipse, 70,5 kg in sella, Antonello Fadda a gestire i parziali, dall'altra parte la Rosica Tempest of May a guidare il drappello dei 3 anni. Come andremo a vedere, Twilight Eclipse farà un tempo migliore rispetto a quello di Not To You, nonostante i 12 kg di differenza, lui un 5 anni, lei una 3 anni. Però ha davvero impressionato questa vittoria di Twilight Eclipse, che sarà protagonista anche domani pomeriggio nella vendere sui 1000 metri. Qua stiamo vedendo la retta finale dove Twilight Eclipse ha già messo in ghiaccio la vittoria su Angel You e Amatrice Romana, mentre dall'altra parte Not To You raggiunge la quarta affermazione in carriera. Ecco qui le immagini bloccate con Twilight Eclipse. Twilight Eclipse, come vediamo, molto più avanti rispetto a Not To You. Ricordiamo che aveva 70 kg in sella. Twilight Eclipse, un Blue Air Force, quinta vittoria in carriera per lui da quando è arrivato in Sardegna, la terza sulla breve distanza, che è il suo standard migliore. Poi, come abbiamo sentito, Massimo Marcialis, il morning jockey del team Cotus, proveranno ad allungare di qualche furlong per esigenze di programma, però sicuramente è un velocista davvero interessante. Twilight Eclipse, terza vittoria come detto su 5 uscite qua in Sardegna. Andiamo a vedere anche Not To You, che la stiamo vedendo qua al tondino. Not To You, quarta vittoria in carriera, come detto ha vinto su 4 diverse distanze, dai 1000 ai 1800, è laureata del criterium del Campidanno per esigenze di programma. Anche lì è stata impiegata in una reclamare, come abbiamo sentito lunedì. Il proprietario ci è stato a rischio anche di comprarsela. Bene così, quindi per questi due cavalli abbiamo visto il confronto molto svelto, perché erano sui 1200 metri, però si è potuto notare che Twilight Eclipse ha fatto davvero qualcosa di interessante anche in ottica futura, in ottica trasferta in continente. Bene così, per entrambi andiamo velocemente a vedere l'altro contributo, che è lo stesso molto interessante, è quello tra Cribio di Gallura e Canio. Alla vostra sinistra Cribio di Gallura al debutto a Chirivani il 19 aprile, alla vostra destra a Chirivani il 7 maggio Canio. Quindi stiamo parlando di due debuttanti vincitori, anche se Canio ha corso 20 giorni dopo Cribio di Gallura, quindi 20 giorni in più di preparazione. C'era una fatta debuttanti del 19 aprile, molto probabilmente non era ancora pronto, però ha fatto davvero una bella prestazione. Canio, questo figlio di Mucatila Alcare di A e Ok Birba, ha fermato il cronometro in 1,54 e 52, più di 2 secondi. Il tempo è 2 secondi migliore rispetto a quello registrato da Cribio di Gallura. Noi stiamo vedendo le corse a confronto. Da una parte Cribio in testa e dall'altra Canio, il giubba blu della scuderia Murruco, riconoscibile, in terza posizione, quindi messo subito in corsa da un ispiratissimo Filippo Ezza, per lui quickie double in giornata, lo vedremo anche dopo con Corea dei Sedini. Quindi bene così per tutto il team di Canio, per l'allevatore Michele Murruco, che
premiato nella costanza della sua passione nell'allevare, di puntare sugli arabi, che non è semplice allevare qua in Sardegna e togliere un cavallo da corsa, non è semplice in generale, ma con gli arabi c'è ancora più selezione. Ed è stato premiato l'allevatore Michele Murrucchi, il gentleman, che aveva vinto precedentemente con l'Orquin e domani sarà in sella della stessa. Retta finale, Cribio di Gallura e Caronte ingaggiano duello. Caronte assente in questa maiden vinta da Caniera, interessante rivederlo perché anche lui aveva fatto vedere di essere un buon cavallo. Vediamo Canio a centropista staccare di 5 lunghezze Cinzia Bairenza. Fermata l'immagine stiamo vedendo che è molto più avanti Canio, quindi un debutto di tutto rispetto, interessante questo Canio, un prospetto davvero che può essere interessante. Anche il Cribio di Gallura, per carità, 20 giorni in meno, sicuramente con la corsa sulle gambe, con 20 giorni in più di preparazione, molto probabilmente avrebbe migliorato il suo standard del debutto, però è un riferimento oggettivo che ci permette, sì, ritorniamo, ci permette di analizzare la stessa categoria. Il terreno molto probabilmente era più scorrevole nella vittoria di Canio, però oltre 2 secondi sono un miglioramento, un cavallo interessante. Questo puro sangue arabo. Li vedremo ovviamente e speriamo in futuro, già magari dalla prossima condizionata direttamente all'internazionale riservato ai puro sangue arabo di 3 anni. Passiamo ora al terzo contributo che mette a confronto adesso partono le immagini, eccole qua, Cara Estrella e Chimera Bella. Si parla del 12 aprile di Cara Estrella, il debutto vincente, e la vittoria di Chimera Bella a Chiliban il 7 maggio. Nel debutto vincente di Cara Estrella c'era la compagnia di training Chimera Bella, riconoscibile dal manto grigio, dalla giubba verde acqua e bianca. E vediamo quanto è venuta avanti Chimera Bella, perché è interessante vedere dopo il debutto come vengono avanti, chi viene avanti rispetto al debutto. E sicuramente ha marcato un bel passo in avanti la figlia di Oscar Dei e Tabata di Tempio, che era giunta seconda al debutto proprio alle spalle di Cara Estrella, ricordiamo entrambe allenate da Francesco Brocca. Quindi dopo il secondo posto del debutto Chimera Bella ottiene la prima vittoria in carriera, e quella alla vostra destra, dove c'è Cowboy de Bonorva al comando, mentre dall'altra è Carmen Sitta, che comunque aveva garantito un buon ritmo alla corsa anche nella prova dei debuttanti. Molto più avanti qua che Chimera Bella rispetto al debutto, proprio per mettersi in caccia del battistrada. Vedete, anche a volte quando c'è un battistrada che accelera, anche gli altri poi sono costretti a mettere appresso, e infatti Chimera Bella, anche se dall'altra parte è già richiesta, però molto meglio sicuramente il 7 maggio nella vittoria di venerdì scorso. Stiamo vedendo dov'è ora e dov'era al debutto, quindi una cavalla molto più sincera, molto più dedita a rispondere alle sollecitazioni di Michael Arras, mentre dall'altra parte ha scartato sempre con Clisede e My Life nel duello. Però fermiamo le immagini, eccola qua, molto più avanti e migliorata. D'altronde c'era anche da aspettarselo, visto gli altri 20 giorni in più di preparazione, la corsa sulle gambe, l'esperienza e tutto. Quindi bene così per Chimera Bella, che ottiene così la prima vittoria in carriera, come scritto nel blog, da seguito all'allevamento del signor Giampaolo Mele, a cui rifacciamo i complimenti per aver acquistato dall'allevamento del signor Mario José di Tempio Tabata di Tempio, una figlia di Grantes e Ultima Idea. Una linea sicuramente molto molto vincente in Sardegna. Il tempo 1,48 netti per Chimera Bella, mentre al debutto Cara Estella, che la vedremo domani, quindi sarà chiamata anche lei ad una riconferma. Cara Estella ci aveva messo 1,50 la figlia di Caligola, e c'era già folla. Bene, quindi abbiamo visto anche qua un confronto reale, la distribuzione delle frazioni sia al debutto di Chimera Bella sia dell'altro giorno nella maiden, sempre sui 1600 metri.
Abbiamo visto però come è venuta avanti sia Chimera Bella che Crisi de My Life, che è sempre sulla scia della vincitrice. Anche Kika ha offerto un buon finale rispetto al debutto, quindi sono tutte promosse per il momento e le rivedremo nella prossima occasione, che può essere direttamente l'internazionale per il fondo arabo. Bene, passiamo ora al fondo inglese con il contributo che mette a confronto Cocca e Corea del Sedini. Prendiamo come riferimento Cocca perché è stata quella che ha fatto registrare fino a venerdì scorso il miglior tempo. Corea del Sedini ha fatto di meglio, anche lei era presente nella prova vinta da Cocca il 12 aprile a Kiribati. Qua nella prova del 7 maggio, in entrambe le occasioni non è partita benissimo la portacolori del signor Pancrazio Piana, allenata da Salvatore Muroni Junior. Di simile a entrambe le corse è che sicuramente l'andatura del 7 maggio imposta da Cicala era molto più svelta rispetto a quella imposta da Calarina e Corallina Viola in questo caso in occasione del debutto. Però vedete anche Calarina è sempre lì tra i primi, quindi anche, più o meno la corsa si è svolta nello stesso schema tattico, quindi è molto interessante questa vittoria di Corea del Sedin, perché come si dice in gergo qua hanno camminato nella maiden. Qua Cicala aumenta il regime di giri, si traina Calarina, Corea del Sedin è lì in quinta posizione, quella con il cap nero e giubba celeste. All'interno la state vedendo ora con la candela, con la lista bianca. Cicala sta entrando in retta, mentre Calarina lo deve ancora fare nella debuttante. Qua si può già notare come la corsa è stata molto più svelta rispetto al debutto. A centropista si mette in moto Corea del Sedini, che con uno scatto travolgente befferà la battistrada Cicala, che comunque anche lei è venuta avanti. Guardate dove Cicala al debutto e guardate dove è ora, anche lei è venuta avanti. Calarina più o meno, ecco, fermiamo le immagini. Calarina pure è venuta avanti, perché se confrontiamo le immagini, a sinistra è quella all'interno che sta per essere sopravanzata da Cocca, a vostra destra è quella che è lo stesso all'interno, che sta al secondo posto, sta per essere raggiunta da Corea dei Sedini. Quindi bene così per Corea dei Sedini, che trova comunque la prima vittoria in carriera, migliora il quinto posto del debutto. Non si vede neanche nelle immagini in occasione del debutto, quindi è venuta tanto avanti questa cavalla, 1,46 il tempo per la figlia di Quintilius Equemas De Sedini. Quindi bene così. Riavvolgiamo un attimo il nastro, rifacciamo vedere addirittura, giusto per farvi vedere, per dirvi qualche cosa in più su Corea dei Sedini e Cocca. Il tempo 1,46,01 per Corea dei Sedini, 1,48,99 per Cocca, quindi circa 3 secondi, quasi 3 secondi meglio. Corea dei Sedini, ovviamente 20 giorni in più, quasi un mese, la corsa sulle gambe ha fatto il suo. Però se andiamo a vedere Corea dei Sedini e Cocca nel loro pedigree, troviamo che sono molto vicine in linea femminile, perché Corea dei Sedini viene anche lei da Tosca dei Sedini, che era una figlia di Etruria. Etruria è la sorella di Traviata dei Sedini. Traviata dei Sedini è la bisnonna di Cocca. Vedete come la linea è molto comune tra queste due cavalle, che per il momento sono le protagoniste di questo scorcio di stagione degli anglo-arabo qualificati a fondo inglese. Una veste i colori del signor Antonio Fisioppina, allevata dai signori fratelli Stefano e Andrea Pilo, che avevano acquistato proprio gli Ala dei Sedini dall'allevamento di Pancrazio Piana, mentre Corea dei Sedini è proprio di quest'ultimo. Ecco cosa c'era in comune, cosa avevano queste due cavalle, una figlia di Permesso, appunto gli Ala dei Sedini Cocca, l'altra Corea dei Sedini, figlia di due fondi inglesi, quindi derivata da Quintilius Equemas dei Sedini, che lei è una Masad, quindi è una regal archive per Masad. Bene, così abbiamo visto, quindi il confronto ci permette di capire lo stato, il miglioramento dei cavalli, il progressivo di quando migliorano appunto i cavalli. Ne abbiamo visto tanti in questo caso. Ovviamente il debutto è sempre un'incognita, con una corsa in più sulle gambe. I cavalli tendenzialmente
migliorano, e quindi era il caso di questi che abbiamo appena analizzato. Facciamo un salto a Follonica per vedere la vittoria di Baroga. Sono partite le immagini di Baroga, la fonda inglese da Pantuosco e Last Wind. Anche qui c'è una cosa curiosa, perché Last Wind è la sorella uterina di Cara Estella. Last Wind però puro sangue inglese, Cara Estella una fondo arabo. Le mamme sono la mamma è la stessa di queste due cavalle, Cerasa Folla. Quindi cosa molto interessante, una linea che si ripete, questa anche con l'anglo-arabo, per questo allevamento da Cerasa Folla, dove è partito tutto. Quindi Baroga trova la seconda vittoria in carriera, l'ha fatto in modo quasi autoritario, vincendo abbastanza bene con in sella Salvatore Sulas. Stiamo vedendo, adesso ci portiamo alla curva conclusiva, dove Brian De Marchesana ha guidato il drappello nei confronti di Baroga, che non l'ha perso mai di vista. Poi Benito Baio e Bolliri. Brian De Marchesana, questi quattro che vi ho elencato, che poi completeranno appunto il quadro, sono tutti e quattro nati e allevati in Sardegna. Siamo nel completamento della curva conclusiva. Baroga, messa alla frusta da Salvatore Sulas, piegherà il battistrada Brian De Marchesana, che è un physique che finalmente trova una piazza d'onore, poi Benito Baglio e a chiudere Bolliri. Bene così per il team di Francesco Caria. Il giorno, stiamo parlando quindi di mercoledì 5 maggio, aveva ottenuto un quick double con la vittoria anche del puro sangue inglese che prepara lui, Cedric Morris. Quindi complimenti a Francesco Caria, che abbiamo visto vittorioso anche l'altra settimana con Arsenico Lupin. Quindi complimenti a tutto l'entourage di Caria. Passiamo ora a Firenze per vedere le interessanti maiden che c'erano giovedì 6 maggio. Partiamo da quella delle femmine, dove appunto si riproponeva Chimera da Clodia, tempo di chimere, così come ha detto nell'intervista il padrone di Chimera Bella, in riferimento alla vittoria della sua cavalla, di quella di Chimera Love Tachilivani, questa volta di Chimera da Clodia. Stiamo vedendo le fasi iniziali di questa prova, dove appunto in testa è andata la fondo arabo, sempre portacolori della scuderia Clodia Borgiadi. Questa è una cavalla da tenere in considerazione, perché sicuramente verrà in Sardegna a correre con il fondo arabo e sicuramente verrà con ottimi riferimenti, visto che qua ha guidato il gruppo e finirà la quarta, battuta dalle fonde inglesi, però ha corso veramente bene questa cavalla Borgia La vittoria è andata a Chimera da Clodia, non senza qualche polemica, perché come vedremo siamo più o meno ai 400 finali, c'è un ampio ventaglione. Chimera da Clodia con Germano Marcelli in sella, si mette in scia ora di Borgia Dei. All'esterno c'è Chloe Carina, che poi cederà il passo. Bolina da Clodia prepara lo scatto e verrà ora in questo momento, vedete, gli viene tagliata la strada da Chimera da Clodia. All'esterno anche Calypso da Clodia, Calandrina, la Saki Secret e Calum a centropista in giubba rossa, cap rosso, finirà terza. Un debutto tutto sommato positivo per questa cavalla. Alla vittoria andrà a Chimera da Clodia sulla compagna Calypso da Clodia, terza Calandrina e quarta Borgia Dei. Come abbiamo visto il replay, lo rivediamo in stile VAR, vediamo proprio che Chimera da Clodia insomma si salva la vittoria, ma sicuramente al limite del regolamento, perché comunque ostruisce la strada a Bolina da Clodia, che si stava preparando allo scatto. Tra l'altro era anche attesa Bolina da Clodia, era giunta terza al debutto. Adesso rivediamo, continuiamo con le immagini fino al palo, la vittoria di Chimera da Clodia, questa figlia di Bombolino e Aprus, allevata dalla scuderia Clodia. La doppia per Massimiliano Narduzzi al training. Passiamo ora alla maiden riservata ai maschi, dove a vincere è stato un anglo-arabo sardo, se così si può definire, tutto fatto in casa da Giosuè Carboni, in collaborazione col padre, il signor Maurizio, in Bortigali. Ricordiamo questa famiglia. Chiosa vince, ha trovato il successo dopo il nono posto del debutto. Lui sì che è venuto avanti di tante lunghezze, perché aveva fornito un debutto un po' così,
sicuramente un po' a sorpresa ha vinto questa maiden, dove ha mostrato comunque qualità che c'è nel suo pedigree. Intanto con le immagini ci spostiamo direttamente alla retta finale, dove i cavalli stanno entrando addirittura ora, dove al comando c'è Cupido Mio, il debuttante, che era molto appoggiato al gioco, quindi era accompagnato da buone voci. Parlando di Chiosa Vince, è un figlio di Don Rodrigo, il primo fondo inglese di Don Rodrigo a vincere. A vincere la madre Karen Sweet, una cavalla molto interessante, perché in Italia aveva ottenuto 2 vittorie, 4 piazzamenti, tra cui piazzata 2 volte seconda di Lister nel Crespi e nel Perrone nel 2003, quindi una cavalla con un pedigree interessante, anche perché la madre, linea americana, aveva vinto un gruppo 3 piazzata di gruppo 2. Quindi Chiosa Vince non è un caso che vince, perché comunque c'ha dalla sua in linea materna un'ottima genealogia. La cavalla aveva corso per i team di Dio, aveva poi allevato anche diversi soggetti, qualcuno aveva vinto. Il primo fondo inglese, quindi il primo anglo-arabo che corre di questa fattrice, la seconda uscita ha trovato il successo battendo Elio da Claudia, Galatea da Claudia. È un positivo, sempre io, anche questo è un cavallo che secondo me con l'andare delle corse troverà la sua dimensione, così come Elio da Claudia e Galatea da Claudia sicuramente vinceranno anche la loro maiden. Ecco il replay di Chiosa Vince. Bene, quindi complimenti a Giosuè Carboni, a tutto il team suo, a Stefano Saiu, che è stato impeccabile nell'interpretazione. Ecco di nuovo il primo piano sul replay. Chiosa Vince, quello con la giubba con maniche verde acqua e il capo celeste. Stiamo vedendo, si salva proprio di nulla sulla risalita di Elio da Claudia, che batte Galatea da Claudia, sempre io, mentre scivola al quinto posto un positivo Cupido Mio. Anche questo è da vedere alla prossima. Bene, abbiamo visto tutto per quanto riguarda l'analisi delle corse. Faccio i complimenti a Mario Sanna per il successo ottenuto nel Tadolina, in sella Rose Secret, quindi un'altra lista in cassaforte per il nostro Mario Sanna, il nostro conterraneo, il Fantino di Burgos, segue la vittoria ottenuta nel Filiberto in sella a Flagstaff l'altra settimana. Bravo Mario Sanna, ci tenevo a fare i complimenti. Ci fermiamo per il consueto spazio promozionale degli stalloni. Ormai siamo a maggio, quindi le idee sono quasi chiare per tutti gli allevatori. Se qualcuno avrà qualche dubbio, questa clip la aiuterà a schiarirsi meglio le idee. Torniamo qui subito con l'analisi e i pronostici di domani pomeriggio della quinta giornata di corse all'ippodromo di Chilivani.
Bene, rieccoci qua nuovamente, andiamo di corsa per analizzare il programma delle 6 corse che si svolgeranno a Chilivani, con l'inizio alle ore 14:30. Ci auguriamo per l'ultima volta a porte chiuse pure la prossima settimana, stando alla circolare ministeriale che gli podrono in zona gialla, e se noi da lunedì dovremmo essere in zona gialla. Possono ospitare una capienza di 25% gli spettatori, quindi molto probabilmente si apriranno i cancelli anche del Donzelato Meloni. Passiamo alla prima corsa, subito in analisi il campo dei partenti, quindi un handicap di minimo riservata a gentleman e amazzoni per cavalli di 4 anni ed oltre su 2300 metri. Lord Queen, Michele Murrocco, Getty 2, Giordani Marcello, Dawak, Luca Cottu, Elis, Carlo Bellu, Sophistication, Marco Gaia, Ex Lover, Daniele Zucca, Bice, Leonardo Ladu, Thomas Dittoni, Arturo Lai. In 8 al via, molto complicato dal punto di vista dei pronostici perché è difficile estrarre il favorito. Lord Queen ha corso bene, fa anche la distanza, quindi può essere lei anche con 75 kg a essere il cavallo da battere, anche se Getty 2 non starà a guardare, è rientrato, faceva bisogno un po' della corsa, quindi occhio anche a Getty 2. Dawak è una cavalla che per linea e pedigree ha bisogno di più distanze, finalmente trova l'occasione sui 2300 metri, è una cavalla sicuramente molto interessante, così come Ex Lover, anche lui va a nozze con la distanza. Da valutare Bice che fa il suo esordio in Sardegna, no, aveva già corso l'altra volta, scusate, questa volta trova una categoria molto più abbordabile con il Leonardo Ladu. Difficile pronosticare questa corsa, io ci provo, senza dimenticare Sophistication, un figlio di casamento, quindi un cavallo che con le corse, una linea che con le corse si migliora. Proviamo a dare il pronostico di questa corsa: il numero 1 Lord Queen, il numero 6 Ex Lover e il numero 2 Getty 2. Velocemente ci portiamo alla seconda corsa, 1000 metri, quindi sul chilometro secco, debuttanti per cavalli di 2 anni, quindi molto interessante. Come sempre le debuttanti sono cariche di fascino. Il numero 1 Calamoresca, Antonello Fadda, il numero 2 Furibondo, Alessandro Fiori, il numero 3 Lagana dell'Algher, Andrea Dejas, il numero 4 Priol dell'Algher, Nino Murru, il numero 5 Sede Trut con Michael Rossini, il numero 7 Scatola Chiusa Michael Arras, il numero 6 Scatola Chiusa Michael Arras, il numero 7 Shardana Gray con Sandro Gessa. Side Trut, scusate se l'ho pronunciato bene, non lo so, comunque domani qualcuno al tondino mi suggerirà il nome esatto di questo cavallo. Pronostico molto complicato come tutte le debuttanti. A me piace questa Calamoresca, una Vadamos, una linea molto precoce, così come i due dell'Algher, cavalli che hanno nel pedigree il tema della velocità. È sicuramente un buon soggetto anche l'italiano Furibondo, la mamma è Mujahid. Per Smoke Kitten magari 1000 metri possono essere un po' stretti per lui, non è detto. Questo grigio furibondo italiano, così come italiano Sede Trat, fratello di Aaron Mary, una cavalla che va corsa in Sardegna, Goingaro Blu, insomma la mamma è vincitrice di diverse corse, credo 14, una linea comunque molto interessante, e debutta a Fair Solitaire in Sardegna come stallone. Quindi tanti spunti di interesse a questa prova. Scatola chiusa, un equiano per Dark Angel, anche qua un pedigree molto interessante, magari spostato con qualche farlong in più, però il team Broca è uno che non debutta mai a caso, quindi da tenere in considerazione, come Shardana Gray, una Gregorian. Anche qui sicuramente il tema della velocità non è nelle corde di questa linea, però non è detto che possa essere la Shardana Gray. Lo scorso anno vinse Great Catherine con, appunto, essendo figlia di Gregorian, sui 1000 metri o 1200 metri, ora non ricordo. Pronostico, a mio parere, conoscendo un po' i cavalli, vado per quelli allenati a Chilivani e dico Calamoresca, il Priol dell'Algher e Scatola Chiusa. E questo è il pronostico della seconda corsa. Andiamo alla terza,
una vendere per cavalli di 3 anni ed oltre, sui 1000 metri anche questa, con il numero 1 Matrice Romana Sandro Gessa, il numero 2 Forsetti Filippo Ezza, il numero 3 Pintor Physique con Nino Murro, il numero 4 Sud Sound System con Alessandro Fiori, il numero 5 Tenuta Alberto Bianchini, il numero 6 Twilight Eclipse con Antonello Fadda. Pronostico ovviamente orientato tutto sul Twilight Eclipse, ha vinto a 70 kg, qua a 58, a corsa di un furlong in meno, quindi è tutto a vantaggio del figlio di Blue Air Force, Black County, e per me il pronostico passa attraverso Twilight Eclipse e poi Sud Sound System e Pintor Physique, due cavalli nati e allevati in Sardegna, sicuramente Pintor Physique dopo il rientro che gli è servito un po' a scaldare i motori, anche lui scende con i chili e quindi può essere subito della partita e può impensierire Twilight Eclipse, così come Sud Sound System, che se dovesse ripetere il numero visto in GR, anche lui davvero impressionante in quel rientro, può essere sicuramente della partita, ma può andare anche lui a impensierire il favorito logico di questa prova, Twilight Eclipse. Outsider metta Matrice Romana, anche se per me il pronostico è blindato da Twilight Eclipse, Pintor Physique e Sud Sound System, come stiamo vedendo in sovraimpressione. Quarta corsa, una condizionata sui 1800 metri per fondo arabo di 4 anni ed oltre. Il numero 1 Afion con Pasquale Salis, il numero 2 Bahir Sandro Gessa, Baobab Antonello Fadda, Bernini Michael Rossini, Bim Bum Bam Giulio Chioffi, Boaz Francesco Ladu, Bobborino Andrea Reglias, Bobcat Michael Arras, Buran Alessandro Fiori, Zio Fester Nino Murru, Zerigherta Filippo Ezza. In 11 al via si prospetta un bel duello tra Zio Fester e Baobab, cavalli che in comune hanno avuto il fatto di aver corso per i colori della scuderia Cosu. Baobab lo fa ancora, Zio Fester è ritornato al suo allevatore Giuseppe Zedde, che affronta questa trasferta dopo essere rientrato recentemente a Follonica, credo, senza nulla di fatto. Però Zio Fester, ricordiamo che è imbattuto nelle sue ultime 5 corse, dove ha corso contro il fondo arabo in Sardegna. È un dato da non sottovalutare, sarà interpretato da Nino Murru, che lo considera sempre un cavallo simpatico. Occhio a Baobab, che tiene ancora con il peso 58 kg, lo rimonterà Antonello Fadda, con il quale ci ha vinto 4 volte, e soprattutto anche Bobborino, che con 200 metri in più sicuramente va a suo vantaggio, anche se ancora rende 2 kg a Baobab e soprattutto a Zio Fester. In questo contesto non sono pochi, quindi un po' svantaggiato Bobborino, ma anche lui è sicuramente nella partita, così come lo è Buran, autore di un bel finale al rientro, e se se starà più sotto magari al treno di corsa, è possibile che possa ribaltare il pronostico insieme a Bobborino, ovviamente. Anche Bahir non era rientrato male, però tutti non li possiamo mettere. Pronostico: numero 10 Zio Fester, il numero 3 Baobab e il numero 7 Bobborino. Quinta corsa condizionata per puro sangue arabo di 4 anni ed oltre, sui 1800 metri. Bantu del Samaglia, Michael Rossini, Barba Blu, Antonello Fadda, Bella Gioia, Alessandro Fiori, Bidunelle di Barbagia, Pasquale Salis, Bilbao dell'Algher, Nino Murru, Bontassarda, Gianluca Fresu, Bosco di Chia, Alberto Bianchina, Brama, Michael Arras, Fidel, Luca Ezzi, Uragano di Chia, Giulio Chioffi, Vulcano Bebo Norveso, Andrea Deglias, Zarino, Sandro Gessa. Chiude il campo dei partenti Zeffiro di Chia con Angioletto Godani a bordo. 13 al via, corsa anche questa molto intricata, perché vede Vulcano Bebo Norveggio, che non l'ho scritto perché me ne sono dimenticato semplicemente nei pronostici scritti ieri mattina, però lo cito ora, dopo il quarto posto a Roma. Sicuramente è un cavallo che conta tanto in questa prova, andrà a dare il filo da torcere a Bella Gioia, che resta la favorita dopo averla vista vincere in bello stile a 1600 metri, sul miglio allungato la cavalla può esprimersi ancora meglio, il peso è ancora giusto, cambia la monta Alessandro Fiori, ed è questo può essere un dettaglio non da poco, che sicuramente non è sfuggita all'occhio attento di tanti appassionati.
Bontassarda lo stesso, bene al rientro anche lei della partita, così come Bidunelle di Barbagia, Fidel che scarica dai 60 kg, scende a 58, può essere anche lui un cavallo interessante. Zeffiro di Chia ha la qualità per, per risolvere questa gara in altri, magari in un terreno più allentato. Bisogna vedere anche come lo troveranno i cavalli domani a Chilivani, però per me il pronostico è blindato da Bella Gioia, Vulcano Bay Bonorvesu e Bontassarda. Sesta e conclusiva corsa del convegno, una condizionata per cavalli fondo arabo di 3 anni, quindi corsa molto interessante, con numero 1 Califo CPS Andrea Deglias, Cannellada Baia Pasquale Salis, Cansidu Sandro Gessa, Cara Estella Alessandro Fiori, Caramellina Angelo Godani, Catticheria Alberto Bianchina, Cherry Magic, Nino Moore, Rucchi l'ha visto, Giulio Chioffi, Chimera Baia, Luca Essi, Chiocciola, Antonello Fadda, Clara, Michael Rossini, Clarissa Sterling, Francesco Lado, Cuore Sauro, Michael Arras, in 13 al via. Ovviamente anche qua ci si affida alle linee dei debutti, Cara Estella cappeggia la punta, insieme a Cansidu che aveva vinto anche lui al debutto nonostante avesse colto un break poco felice. Sicuramente qua dovrà fare molto meglio, però sono tutti e due da tenere in considerazione, visto appunto il loro debutto vincente. Cosa ci si aspetta dagli altri? Mi aspetto qualcosa in più da Cannella da Baglia, perché comunque la sorella è pur sempre la sorella di Ballatisola, non può essere quella del debutto, così come mi aspetto qualcosa da Chiocciola, che aveva avuto un debutto un po' travagliato, e mi aspetto molto anche da Clara, che aveva fatto davvero una bella corsa al debutto piegata nel finale da Chimera Lobo, ma l'aspetto anche lei in progresso. Debutta anche la sorella di Balla coi Lupi, Clarisse Sterling, sorella piena. Vediamo com'è questa cavalla, va saltato il debutto, anche lei sicuramente non passa inosservata visto il suo pedigree. Mi è piaciuto anche il finale di questa Cherry Magic, l'altro giorno, ricorre a distanza di una settimana, magari ha bisogno di venire avanti con le corse. Secondo me, vista anche Altondina, non è male come cavallo, questa figlia di Pantuosco, è magica del Bonorva. Pronostica allora, mettiamo Cara Estella il numero 4, Cansidu il numero 3 e poi il numero 11 Clara. Bene, abbiamo visto tutto, spero di non avervi annoiato. Io vi ringrazio per il seguito che date a questa trasmissione. Lo so che è una trasmissione un po' particolare che tratta dei temi molto più appassionanti, quindi coinvolge una cerchia di spettatori che proprio seguono le corse dei cavalli in modo meticoloso, però sono convinto che può essere utile anche agli addetti ai lavori, tra virgolette utile, valutare, comunque analizzare il progresso dei propri cavalli, anche se loro molto prima di me lo vedono il mattino in lavoro. Vi invito a mettere mi piace alla pagina Facebook sponriver.biz, a iscrivervi al canale Sponriver Biz Channel. Io vi ringrazio e vi auguro una cordiale buona serata.